Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Prima di farvi vedere dove siamo oggi, volevo ringraziare tutti gli iscritti. Abbiamo superato oltre 500 iscritti, quindi è veramente una cifra considerevole per quello che facciamo. E volevo invitare tutti gli iscritti qui su YouTube anche a mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook Test Enduro MTB Team, dove potete trovare, oltre ai video itinerari, anche i foto album con i reportage e le recensioni degli itinerari che facciamo, di cui rilasciamo gratuitamente le tracce GPS. Un ringraziamento quindi da Luca Oro, ma da tutti i miei soci del team che sono contenti di questi numeri che abbiamo raggiunto. Ma bando alle ciance, oggi ci troviamo nel parco di Portofino, nel rifugio Semaforo Vecchio. Praticamente siamo in cima al monte di Portofino, nel cuore del parco. Guardate che spettacolo. Ecco qui, qua c'è questa area picnic di sosta che oggi è molto tranquilla. E vi presento un itinerario che è stato richiesto da molti, quindi ricercatissimo, che scende dal cuore del parco di Portofino, tutto dentro i sentieri, fino a Santa Margherita e poi Rapallo. Allora, prima di partire volevo ricordare a tutti che il regolamento del parco impone dei divieti anche abbastanza pesanti alle mountain bike. Parco di Portofino che è nato come una location per escursionisti e camminatori, e in seguito si sono aggiunte le bici. È vietata la circolazione delle mountain bike e delle bici dal 1° aprile al 1° luglio. Inoltre, queste sono informazioni da verificare, sembra che non si possa girare nel parco nei festivi e nei prefestivi senza l'accompagnamento di una guida locale. Io sono molto contrario a questa cosa e ne prendo le distanze, però è quello che mi hanno riferito, e quindi diciamo che è un parco più fruibile infrasettimanalmente. Ok? Ma partiamo con la prima discesa. Abbiamo un bel root garden. Permesso. Grazie mille. Prego. Buongiorno. Sì. No, sono da solo. Buongiorno, grazie mille. Buongiorno, grazie mille. Quindi, come vedete, prestare sempre attenzione agli escursionisti.
qua si prende a sinistra e poi subito a destra e ci si mette in questo specie di secret trail che è bellissimo. Guardate qua che spettacolo. Tac. E qua grande uscita. Mamma mia che bella. Voilà. Questo è il famosissimo valico di Pietre Strette, non so se riuscite a vederlo. Altro punto cruciale del parco. Salve. Da qui trasferimento. Abbandoniamo la strada principale del parco per rimetterci su quest'altro sentiero bellissimo. Scorrevole, flow, ma con punti tecnici a sorpresa. Cagnolini on the trail. Buongiorno, grazie mille.
Salve. Bella. Qua risale poco. Ok, qua stiamo per guardare, quindi bisogna stare leggeri. Perché poi risale. Abbastanza bruscamente. Ecco qua, con questi due tornanti belli strettini e ripidi. Però la cosa figa è che praticamente si fa tutto in sella e non finisce mai sto tracciato, c'è una discesa lunghissima. Spettacolo. Salve. E qui ci rimettiamo per un attimo nella lastricata principale per poi riabbandonarla di nuovo. Qua si va dritto. Spettacolo. Questo è un po' un ripido un po' insidioso, ma si fa. Purtroppo si è un po' scavato con qualche radicetta, ma è onesto.
voilà. E qua, bam! Comunque qui si fa tutto, è un po' più stretto ma è comunque fattibilissimo. E da qua sbuchiamo su una mulattiera a salire, ma la salita dura poco perché qui si ritrasforma in parti pedalabili. Da qui a sinistra bel tornantino stretto. Ok, questo dobbiamo farlo a piedi. Qui siamo al guado di Acquaviva. Anche questo ciclabilissimo. Ok, qua ci sono i trogoli di Acquaviva dove si può anche bere. Ma la discesa non è finita. Ora c'è tutto il rientro sul Nozzarego. Bellissimo anche questo. Un po' di scalinate per gli amanti. Op. Qui è possibile evitare i gradini stando tutto a sinistra o destra a seconda.
stare attenti alla gente. Bam! Salve, buone le arance. Guardate che spettacolo, che spettacolo. E si arriva alla bellissima cappelletta delle Gave di Nozzarego.
tocchiamo l'asfalto, ma solo per poco. Ciao, grazie. Anche qui sempre attenti ai pedoni, perché da Portofino al mare, e non finisce qui. Dunque siamo risaliti sopra San Michele di Pagana e adesso facciamo l'ultima discesa su Rapallo. Grazie, salve. Qua si gira a sinistra.
qua è bello scivoloso. Bisogna fare con calma perché è bello scivoloso qua. Bau bau. Wow. Bam. Gran finale spaccabraccia. E siamo arrivati. Siamo a Rapallo, vicino al Boate. E niente ragazzi, che dire, supportate le teste endure, iscrivetevi alla pagina, al canale. Ah yeah!